Da questa sera iniziamo la lettura della lettera di Giacomo. Per farlo abbiamo bisogno della Bibbia. Ce l'abbiamo la Bibbia? Va tenuta aperta all'epistola di Giacomo. La teniamo qua e parliamo di questa epistola breve, 5 capitoli, dopo l'epistola molto più lunga agli Ebrei. L'epistola di Giacomo è una delle epistole generali o cattoliche, si chiamano così, ho sentito una voce dietro, sono impaurito, si chiamano così perché sono lettere non indirizzate a una chiesa o a una persona, ma sono indirizzate ai credenti di un'area o a tutti i credenti, in modo che potessero circolare, e quindi si chiamano lettere generali. Infatti Giacomo la indirizza poi agli ebrei, ai giudei convertiti che a quanto pare lui conosceva. È una lettera potente, dal linguaggio diretto, mostra il carattere di Giacomo e il suo intento. Qualcuno l'ha paragonata al libro dei Proverbi, è il libro dei Proverbi del Nuovo Testamento, perché è pieno di argomenti pratici, lanciati e poi chiusi, affiancati uno dopo l'altro. È molto pratico, è molto concreto nel suo parlare Giacomo. Per la veemenza con cui l'Apostolo si scaglia contro le ingiustizie, qualcuno addirittura ha detto che potrebbe corrispondere al libro di Amos, dove il profeta più volte parla duramente contro le ingiustizie. Lo vedremo, ha un parlare chiaro. È il parlare di un pastore. Giacomo è un pastore, è il pastore della Chiesa di Gerusalemme. E noi comprendiamo che conosce parte dei destinatari, perché parla loro con molta franchezza, con l'autorità che a quel tempo veniva riconosciuta ai ministri del Vangelo. E quindi parla senza girarci intorno. Martin Lutero non apprezzava molto la lettera di Giacomo, perché diceva che si concentrava troppo sulle opere. Però nei commenti, nelle spiegazioni che Martin Lutero faceva delle epistole di Paolo, sembra di leggere l'epistola di Giacomo, perché è Martin Lutero stesso che dice più volte: guardate che se la nostra vita non manifesta quello che è accaduto nel cuore, noi siamo autorizzati a dire che nel cuore non è accaduto un bel niente. Anche Martin Lutero era uno molto, molto diretto. In realtà lo Spirito Santo ha voluto che nel Nuovo Testamento ci fosse l'insegnamento di Paolo ai Romani, per esempio. Paolo è folgorato dalla salvezza per grazia mediante la fede, e quindi quando va ai Gentili parla, il Signore ha impresso così forte questo valore perché lui arriva dalla legge mosaica a cui i suoi compatrioti erano ancora legati, anche i credenti, i cristiani. A lui è folgorato e parla molto, Romani, Galati, della fede, della giustificazione per grazia, del fatto che le nostre opere non ci salvano. E poi viene Giacomo. E Giacomo compensa l'insegnamento di Paolo perché dice: sì, è vero, le opere non salvano, ma se è vero ciò che è successo nel cuore, non può non uscire fuori un frutto, non può essere prodotta un'opera che non sono le opere degli uomini, ma sono le opere di Dio. E così argomenta Giacomo, e lo fa parlando di tanti argomenti che vedremo. Iniziamo a leggere l'epistola. C'è uno dei saluti più brevi nelle epistole del Nuovo Testamento. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Fermiamoci un attimo, questa è la sua presentazione. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo.
dice servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. E usa i due termini che sono sempre accoppiati nell'ambito lavorativo, nell'ambito domestico. Voi sapete che ai tempi in cui scrivevano gli autori del Nuovo Testamento c'era ancora la schiavitù e c'erano i signori e c'erano i servi. Giacomo chiarisce subito: io sono il servo e il mio Signore è Gesù Cristo. Noi condividiamo questo, ma il fatto che lo dica Giacomo è ancora più forte, perché questo Giacomo è il fratello terreno di Gesù. Ha una posizione un po' diversa rispetto agli altri scrittori sacri o a noi stessi, perché lui Gesù l'ha visto crescere. L'ha visto mentre forse da bambino piangeva, immagino che Gesù abbia pianto qualche volta. L'ha visto diventare adolescente, l'ha visto vivere in casa, l'ha visto andarsi a divertire, hanno giocato insieme. Probabilmente si sono anche controbattuti tra fratelli, le dinamiche familiari normali. Ha visto Gesù, l'ha visto crescere. E tutti sapevano che Giacomo era il fratello del Signore. Lui avrebbe potuto in qualche modo dire: io sono un credente, un cristiano, ma io ho conosciuto un lato di Gesù che voi non avete mai conosciuto. Come dire, ho qualcosa in più di voi. Invece chiarisce subito: io non mi azzardo a considerare Gesù mio fratello, lui è il mio Signore e io sono il suo servo. E non c'è traccia nella sua epistola di una presa di confidenza, una notizia che poteva sapere solo lui, di cose successe in casa, nella giovinezza di Gesù. No, non c'è nulla di tutto questo. Gesù è il Signore. Eppure questo Giacomo era di quelli che non avevano creduto in Gesù. Per tutto il ministero di Gesù sulla terra avevano rinnegato, non avevano riconosciuto che lui era il Messia. In Marco è scritto: non è questi il falegname figlio di Maria e il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Giacomo era evidentemente il maggiore dei fratelli, è sempre negli elenchi dei fratelli di Gesù, è sempre il primo, quindi evidentemente era il più grande dei fratellastri. Giacomo e Giuda, quello dell'epistola, sono due fratelli di Gesù. Ma lui non riconobbe, addirittura un giorno si presenta, mentre Gesù insegnava, si presenta con Maria e i fratelli e cercano di farlo uscire e farlo smettere di insegnare perché era fuori di sé, dicevano loro. Ma quando Gesù risorge, lui diventa un testimone della resurrezione e si converte a Cristo, diventa un figliuolo di Dio. E probabilmente questo avvenne anche quando Gesù gli fece la grazia di apparirgli da risorto in una visita particolare. In Prima Corinzi Paolo dice, al capitolo 15, apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. In qualche modo il Signore riabilitò Giacomo quando lo riconobbe come Messia, lo accettò come Salvatore, lo riabilitò, perché avrebbero potuto dire gli altri fratelli: sì, tu l'hai accettato, ma non sei come gli altri, tu addirittura sei stato peggio di noi, perché noi abbiamo seguito Gesù dall'inizio, tu invece ti abbiamo visto, hai sparlato di Lui, hai cercato di mettergli i bastoni tra le ruote nel suo servizio, hai cercato di farlo tacere, tu non l'hai riconosciuto, ti sei convertito dopo che è risorto. E Gesù lo riabilita, Gesù si presenta a lui e così anche lui può dire che è testimone della resurrezione. E fu in Gerusalemme
una figura fondamentale per la Chiesa primitiva. Probabilmente quando Pietro lasciò Gerusalemme per andare poi a svolgere il suo ministero tra le chiese, lui divenne il pastore riconosciuto di Gerusalemme. Paolo lo definisce, insieme a Pietro e Giovanni, colonna nella Chiesa. A Giacomo, Pietro e Giovanni, che sono considerate colonne. E Paolo ebbe anche delle relazioni con Giacomo. Fu quindi una figura di spicco a Gerusalemme. E noi ce lo ricordiamo, per esempio, in Atti, capitolo 15, al concilio di Gerusalemme. Lui prende la parola e dà una parola di grande saggezza. E così questo è il nostro personaggio. Ci sono alcuni scrittori del primo e del secondo secolo che raccontano un po' della storia del martirio di Giacomo. Probabilmente si dice, ci sono alcune fonti, nel 62 d.C., per colpire la Chiesa, presero Giacomo, lo misero su un punto alto del Tempio e gli imposero di rinnegare Gesù. E lui da questa posizione alta, invece di rinnegare Gesù, iniziò a gridare: Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E visto che era esattamente il contrario di quello che doveva fare, lo spinsero giù e lui cadde. Non morì, ma tornati giù insieme alla folla iniziarono a lapidarlo per farlo morire e alla fine lo finirono con delle bastonate. Questa è un po' la storia che viene narrata del martirio di Giacomo, il fratello del Signore. Ma lui non rinnegò il Signore ed è annoverato anche lui nella lista dei martiri che hanno glorificato Dio con la loro testimonianza forte. Questo per farci comprendere anche un po' il senso di questa epistola. È un'epistola che è legata per esempio al Sermone sul Monte. Ci sono almeno 15 riferimenti al Sermone sul Monte, che è Matteo 5, 6 e 7, l'insegnamento che Gesù fece quando salì sulla montagna. È pieno di riferimenti naturali, il mare, le onde, lo vedremo pian piano che leggiamo l'epistola. Ecco perché ci sono degli spunti che ricordano molto il libro dei Proverbi. Questo è il nostro personaggio. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. A chi si rivolge Giacomo, scusatemi? Si rivolge ai giudei convertiti. Il fatto che lui non si riferisca mai alle decisioni del Concilio di Gerusalemme, che è scritto in Atti 15, ci fa capire che probabilmente lui scrisse questa lettera prima di quell'evento. Quell'evento accadde nel 50 d.C. Probabilmente scrisse tra il 46 e il 49, prima. In quel tempo lo sviluppo della Chiesa dei Gentili non era ancora esploso. Paolo stava facendo il suo primo viaggio. Non c'erano ancora notizie, non erano arrivate ancora le notizie dei pagani che si stavano convertendo, che è il motivo per cui Paolo andò a Gerusalemme e ci fu il concilio. Quindi quello che voglio dire è che generalmente la maggior parte dei credenti convertiti era ancora di origine giudaica, erano ancora ebrei convertiti. Ecco perché Giacomo scrive alle 12 tribù che sono disperse nel mondo e lui si sta riferendo a tutti quegli ebrei, tutti quei giudei che erano scappati quando era iniziata la persecuzione. Ecco perché c'è un senso di pastorato profondo anche in questa epistola. Lui è un pastore e si ricorda che molti sono dovuti scappare perché da quando era stato ucciso Stefano, il primo martire, si era scatenata una persecuzione nei confronti dei cristiani e molti erano dovuti andare all'estero, pur essendo giudei, pur essendo convertiti, avevano dovuto allontanarsi
chiese di Gerusalemme. Lui li ricorda e scrive loro questa lettera alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Verso 2. Iniziamo la lettura. Fratelli miei, considerate una grande gioia e provate a leggere in questa frase un collegamento alle beatitudini del Sermone sul Monte. Una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in grandi prove. È molto diretto Giacomo, non usa il se. Se vi capita di essere provati, consideratelo una grande gioia. No, è chiaro, dice non se, quando. Quando vi troverete nella prova, cioè vi troverete nella prova prima o poi. È un tratto che fa parte della nostra vita e ancor più dei credenti. Quando vi troverete nella prova, state pronti, capiterà. E lo dico a voi che a motivo della prova siete lontani da casa. Quando siete provati, considerate questo una grande gioia. Quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Qui l'italiano non ci aiuta, perché la nostra traduzione parla di prove e parla di prova. E sembrerebbe la stessa cosa. In realtà nel testo originale sono due parole completamente diverse. La prima, prove svariate, sono le prove, le tentazioni, le difficoltà, le afflizioni, i combattimenti, le prove, chiaro. La seconda parola prova, sapendo che è la prova della vostra fede, questa parola significa il test, la dimostrazione. La prova nel senso provare qualcosa, non subire una prova. La prova della vostra fede, la dimostrazione della vostra fede produce costanza. Ora, cosa sta dicendo Giacomo? Rallegratevi se Dio permette che voi passiate delle prove, perché quelle prove dimostreranno la vostra fede. E quando voi saprete di che pasta è fatta la vostra fede, si svilupperà in voi la costanza. Adesso parleremo un po' della costanza, ma riflettiamo un attimo sul beneficio delle prove. Per prove, adesso userò per non confonderci, quando dirò prove sono le prove, le afflizioni o le tentazioni, le prove. Mentre il termine prova che è usato qui dirò dimostrazione, così sarà più chiaro. Il beneficio della prova, per cui il Signore ci concede in certi momenti della nostra vita di attraversare la valle di Baca, di combattere, di essere provati, anche di essere tentati e chiedere a Dio di non peccare, è perché noi possiamo sapere se quello che diciamo del Signore è autentico o sono solo parole. Immaginate che la vita di Chiesa fosse soltanto una vita in cui va tutto bene. Non ci sono problemi. Dal giorno in cui accettiamo Gesù è tutto bello. Funziona tutto. Nessuna difficoltà. Tutti buoni, tutti bravi, tutti che ci danno ragione. Nessuno che ci dà contro. È una gioia fare quello che vogliamo fare. Non c'è nessun impedimento. In una vita così sarebbe impossibile sapere se si è fatta davvero un'esperienza col Signore. Perché alla domanda ami Gesù, tutti direbbero lo amo, mi ha risolto i problemi, è bello stare coi fratelli, si canta, si sta in pace, ogni difficoltà è risolta. Ogni cosa di cui abbiamo bisogno la riceviamo. Ami Gesù? Certo che lo amo. E lo amerebbero tutti. Quelli che
hanno capito e quelli che non hanno capito. Ma quando viene la prova inizia a spogliare un cuore di tutto quello che confonde. E allora lì bisogna sapere se l'amore per Dio, perché la qualità di amore che Dio vuole dai suoi figliuoli non è un amore, ma è il primo amore, il più grande. Allora, quando vogliamo sapere davvero di che qualità è il nostro amore per Dio, viene la prova, viene la difficoltà. Quindi Giacomo dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, perché vedrete alla prova, vedrete in piena dimostrazione la vostra fede. E questo vederlo coi vostri occhi, oppure al contrario, scoprire ed essere delusi di se stessi, essere illusi per un tempo ed essere disillusi quando poi si vede la realtà. Quando saprete la verità, se la verità è che davvero amate Gesù, succederà qualcosa. Ed è il motivo per cui Giacomo decide di scrivere questa epistola. Perché i credenti, tutti i credenti sulla faccia della terra in quel momento storico, erano freschi di conversione. Pochi anni, tutti, era appena nata la Chiesa. E questi credenti neonati si erano visti catapultati via da casa perché c'era un governo che li odiava. Loro avevano conosciuto l'amore di Dio, eppure c'era un mondo che li odiava. Ed erano andati lontani. E andare lontani significava andare lontano anche dalla cultura ebraica, dalle leggi di Mosè, che erano in modo velato anche qualcosa che parlava di Cristo, dell'opera di Cristo. Erano andati in un mondo pagano. E allora Giacomo scrive alle 12 tribù disperse nel mondo perché come pastore sa che c'è un grande pericolo, ed è un duplice pericolo. Un credente che si allontana dalla Chiesa e va addirittura in un contesto pagano, corre il pericolo, 1, di intiepidirsi, 2, di spegnersi. Vi devo dire che mi è capitato spessissimo di vedere stranieri, fratelli, ritornare al Signore dopo 20 anni e raccontarmi questa storia. Quando io ero al mio paese, io ero anche impegnato nella Chiesa. Servivo il Signore, avevo degli incarichi di responsabilità, ero zelante. Poi per motivi di lavoro mi sono trasferito in Italia. E lì ho smesso di cercare una Chiesa, di desiderarlo, ho smesso di cercare il Signore. Sono passati gli anni e mi sono allontanato da Dio. Le storie che ho ascoltato sono storie a lieto fine, ma questi fratelli mi dicevano che tantissimi dei loro connazionali che erano in Italia e che io qualcuno avevo conosciuto e non erano credenti ai miei occhi, tantissimi avevano la stessa storia. Partiti dal loro paese, partiti da ciò che continuava in qualche modo a rendere fervente il loro cuore, ardente di desiderio di servire il Signore, lontani da tutti, si erano lasciati prendere, travolgere, confondere e si erano spenti. E questa è la premura con cui Giacomo, il pastore di Gerusalemme, scrive agli ex membri della Chiesa di Gerusalemme che per forza, a causa di forza maggiore, si sono dovuti allontanare, dicendo: c'è un pericolo, ma io vi dico, rallegratevi se vi trovate nella prova, perché se voi scoprirete che amate davvero il Signore e rimanete fermi nella vostra fede, questo produrrà costanza, che è la chiave per rimanere fedeli al Signore. Perché se non c'è costanza, specie lontani dai fratelli, lontani dalla parola,
Se non c'è costanza, si inizia a oscillare. Ah, sì, sono da solo in questa terra straniera, prego a casa mia, rimarrò fedele al Signore. E poi passa un giorno, oggi non ce l'ho fatta. E poi ti invitano i pagani, vieni a questa festa, sappiamo che sei di un'altra religione, non ti chiediamo di condividere i riti pagani, ma dopo poi ci divertiremo, vieni. E un giorno viene passato così, e poi un altro, e un pezzo dopo l'altro viene travolto, perché non c'è la costanza di rimanere fermi. Un termine che viene tradotto in versioni straniere anche con la pazienza, nel senso la perseveranza, il rimanere fermi nella decisione che si è presa. Giacomo dice: ringraziate il Signore se vi prova, perché uscirà fuori la sostanza della vostra fede, e se voi vedrete che c'è qualcosa di autentico, voi sarete costanti e la costanza vi salverà, e la costanza compia. E chiudiamo per questa sera. E qui Giacomo abbonda di termini per far capire che anche in mezzo a un mondo lontano da Cristo è l'opera del Signore nel nostro cuore che sarà compiuta se noi rimaniamo stretti a Lui. Dice: e la costanza compia, cioè completi pienamente, ancora la stessa radice, lo stesso significato, pienamente, quindi riempia in modo pieno l'opera sua in voi, perché siate perfetti, cioè che non manca niente, e completi, cioè pieni. Ancora, vedete quante volte lo ripete questo termine? Di nulla mancanti. Più di così non poteva scrivere, per far capire che quando il Signore ha iniziato un'opera, quell'opera è piena, perfetta, non è tentennante, non è mezza piena e mezza vuota, non è traballante, non è oscillante, non è svuotata, non è su e giù, è piena, è solida. E la domanda me la voglio fare: la mia vita può descriversi così? Dio ha fatto nella mia vita un'opera, ha compiuto pienamente un'opera in modo che io sia perfetto e completo. Sono un blocco solido che non può essere spostato perché ha peso. Sono qualcosa di piena sostanza. O la mia fede è come la pula, la figura che è usata nel Vangelo di Giovanni. Gesù ha il suo ventilabro e soffia, e ciò che non ha peso va al vento. Questo era l'avviso che faceva Giacomo ai credenti, e lo fa a noi. Ringraziamo il Signore se c'è qualche prova, perché vedremo di che sostanza è la nostra fede. Se alla prova noi iniziamo a intiepidirci, allontanarci dal Signore, non desiderare più le cose che il Signore ha ordinato, la sua parola, la preghiera, la testimonianza, la comunione fraterna, se iniziamo a dubitare del Signore, se iniziamo a vedere le cose alla maniera del mondo, se iniziamo ad allontanarci dalla fede davanti alla prova, se iniziamo a cercare giustificazioni perché siamo provati e quindi la prova ci ha feriti, se non fossimo stati provati non saremmo così, se iniziamo a avere questi comportamenti spirituali, allora iniziamo a capire anche com'è la nostra fede. Ma se provati esce l'oro, proprio come in una fornace si affina l'oro e viene bruciato ciò che forse lo nascondeva, ma viene bruciato e rimane ciò che è puro e di valore. Se esce l'oro e noi ci troviamo forti nel Signore, ancora più desiderosi di servirlo, allora noi sappiamo che Dio ha compiuto un'opera per noi. Ora, se questa dimostrazione della fede ci trova pienamente
fermi nel Signore, glorifichiamo il Signore. Se ci troviamo mancanti in qualche cosa in tutto questo, se scopriamo che la prova ci abbatte e veniamo meno, se la nostra vita è fatta di stagioni e ogni volta che siamo provati poi c'è un momento di freddezza, poi ci dobbiamo risvegliare, poi se troviamo che siamo mancanti in qualche cosa, Giacomo dice: non vi dovete scoraggiare, perché l'opera del Signore è perché la nostra vita sia piena, completa e perfetta, di nulla mancante. E dice: e se qualcuno di voi manca di qualcosa, notate il collegamento, di nulla mancanti, ma se manca qualcosa, e io penso, dice Giacomo, che quello che manca è la saggezza spirituale, quella che ci apre gli occhi alle lusinghe del maligno, ai pericoli del mondo. Se c'è qualcosa che manca, chieda a Dio la saggezza e Dio la donerà. E non ricorda questo ancora gli insegnamenti di Gesù? Chiedete e vi sarà dato, chiedete e vi sarà dato. Quindi se c'è qualcuno che nella prova si scopre mancante, si scopre non così solido come pensava di essere quando tutto andava bene, non si scoraggi, chieda al Signore ciò che manca, perché il Signore ci darà ciò che manca in modo che noi siamo di nulla mancanti. Ci fermiamo qui e poi proseguiamo la prossima volta nel commento di questa epistola.